Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Oggi, sabato 24 settembre, siamo ad Ariano nel Polesine per la camminata solidale Alzheimer. Una passeggiata non competitiva aperta a tutti, famiglie, ragazzi, bambini. Evento della maratona diffusa promosso da Fondazione Maratona Alzheimer nelle piazze italiane per i diritti, la cura e la ricerca per l'Alzheimer. Organizzato da Officine Sociali, presente con tutti i suoi volontari, dal CSV Centro Servizi Volontariato di Padova e Rovigo e dal Comune di Ariano nel Polesine, con il patrocinio dei comuni di Taglio di Po, Corbola, Rosolina e Portotolle. È una camminata, si chiama Camminata Solidale Alzheimer, perché ha l'obiettivo di, oltre a raccogliere fondi per la ricerca sull'Alzheimer, anche di sensibilizzare la comunità alla presenza di questa malattia che è molto diffusa ma sulla quale esistono molti tabù. Quindi noi stiamo sensibilizzando le comunità verso questa camminata per riallacciarsi anche a un fenomeno che hanno le persone dell'Alzheimer, che è quello appunto di camminare senza meta ma di camminare in continuazione. Silvia Ricchi, in rappresentanza del Comune di Taglio di Po. Lei, oltre a essere rappresentante appunto del Comune, è anche una volontaria di Officine Sociali. Esatto, ormai da qualche anno faccio parte di questo gruppo di volontari. Prima ero presente a Taglio di Po quando c'era la sede per accogliere gli ospiti Alzheimer e quest'anno sono qui a dare una mano a loro. Comunque vi aspettiamo tutti quanti in ottobre, quando apriremo nuovamente il nuovo locale anche a Taglio di Po per ospitare le persone affette da Alzheimer. Questa maglietta la porterò al sindaco Laila, al sindaco di Taglio di Po, e la conserverà sicuramente nel suo ufficio.